La nuova frontiera nella cura del melanoma, tumore tra i più diffusi, parte dallo studio del sangue e attraverso un prelievo che i medici dello IOV possono analizzare l'andamento del tumore e creare terapie personalizzate sul paziente. Un esame reso possibile dal nuovo macchinario per la biopsia liquida che è stato donato all'Istituto Oncologico Veneto dall'Associazione Piccoli Punti grazie al contributo economico delle fondazioni Elisabetta Canale e Biondoni Ravetta. Con questo prelievo del sangue, che quindi non è invasivo, perché quello è importante, perché quando noi facciamo una biopsia con magari un melanoma, su un melanoma il rischio che possa partire qualche zaffo metastatico può essere. In questo caso qua non esiste, quindi è una pratica non invasiva, non pericolosa, che può essere fatta anche ai pazienti giovani, che dà la possibilità di monitorare non solo il quadro della patologia, ma soprattutto se la terapia funziona. Il macchinario costa 70.000 euro ed è già operativo, si trova nella Torre della Ricerca della Città della Speranza. L'apparecchiatura potenzia la capacità diagnostica e analizza con precisione quello che possiamo definire il DNA del melanoma. Studiare e isolare le singole cellule tumorali circolanti. Sono delle cellule che si staccano dal tumore e tramite il sangue, il torrente circolatorio, raggiungono i siti secondari dove danno origine alle metastasi. Noi le studiamo nel sangue, quindi cerchiamo di giocare d'anticipo. Questo strumento ci permette di isolarle e di caratterizzarle studiando la loro biologia, in questo modo le loro caratteristiche molecolari, in modo tale da capire quali sono i punti di forza e i punti di debolezza del tumore per riuscire ad attaccarlo e costruire attorno a questo una medicina, diciamo, di precisione. Ad oggi in Veneto si contano ancora circa 200 morti l'anno per melanoma a fronte di 2000 nuove diagnosi. Educazione e prevenzione restano però le prime armi per prevenire l'insorgere di tumori cutanei. La prevenzione è importante, noi lo raccomandiamo sempre, l'esposizione ai raggi ultravioletti, agli UVA, che deve essere con gradi di protezione elevata e evitare stare poche ore di esposizione al sole possibilmente, e poi chiaramente anche evitare le esposizioni importanti alle lampade solari.